Bentrovate, bentrovati care telespettatrici, cari telespettatori di Telefriuli a questa puntata domenicale con lo sguardo dell'anima. Ecco, le riprese del nostro Paolo ci hanno già introdotto al luogo che tra poco invece conosceremo e andremo proprio a visitare più da vicino. Auguri a tutte le mamme, oggi domenica 9 maggio è la festa della mamma, quindi vogliamo doverosamente aprire questa puntata con un pensiero a tutte voi care mamme. Siete delle figure centrali nelle famiglie, delle figure su cui veramente può appoggiarsi l'intero ecosistema familiare. A proposito di ecosistema familiare, di famiglie, proprio in questo periodo di pandemia, proprio su di voi mamme si è così incentrato anche uno sforzo talvolta anche superiore rispetto a quello dei papà per quanto riguarda la cura dei figli e insieme la conciliazione degli impegni di lavoro. Per cui ecco, è doveroso aprire questa puntata proprio per voi, ma avremo modo di approfondire tra poco la tematica familiare, in particolare sulla festa della mamma, perché oggi parleremo anche di una mamma speciale, una mamma che possiamo definire una mamma celeste che abbiamo tutti quanti in cielo. Parliamo di Maria. Siamo nel mese di maggio, un mese che la Chiesa da sempre e in modo particolare quest'anno dedica proprio alla preghiera alla Vergine Maria. Papa Francesco pochi giorni fa ha indetto quella che lui stesso ha chiamato in modo un po' particolare una maratona di preghiera, proprio per accompagnare giorno per giorno tutto il mese di maggio la preghiera a Maria, con la preghiera a Maria le nostre giornate. Non sono da solo, infatti qui con me c'è il nostro compagno di avventure, Don Daniele Antonello, che saluto di cuore. Bentornato Don Daniele, buongiorno. Ciao Giovanni, una buona domenica anche a tutti i telespettatori e telespettatrici di Telefriuli. Auguri anche da parte mia a tutte le mamme. Tu da papà poi tra l'altro. Sì, vabbè, giusto. È bello dirlo. Ho festeggiato a marzo, quindi... Ma senti Daniele, dove mi hai portato? Al Polo Nord? Perché è maggio, ma abbiamo i cappotti, i giubbotti, fa un freddo veramente... No, non ti ho portato da quelle parti, ti ho portato però sul cucuzzolo della montagna, questo sì, e che ormai secondo me coloro che ci stanno seguendo sicuramente hanno capito dove ci troviamo. In particolare lo chiediamo a colui che ci ospita e che naturalmente è servitore insieme ad altri frati proprio in questo luogo davvero speciale per il nostro territorio friulano. Un caro saluto Padre Gian Antonio Campagnolo, che è rettore del santuario, oltre che anche il responsabile della comunità dei frati cappuccini qui a Castelmonte. Un cordiale saluto a tutti coloro che amano Castelmonte. Vorrei dire che tutti i friulani amano Castelmonte, quindi un cordiale saluto a tutti coloro che vogliono bene alla Vergine Maria. E siamo arrivati proprio qui su a Madone di Mont, proprio in questa domenica in cui stiamo parlando proprio di Maria. L'ha anticipato il nostro Giovanni, ma a questo punto vediamo la nostra clip. Il mese di maggio 2021 è dedicato a una maratona di preghiera per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolge 30 santuari nel mondo, ma può essere svolta dovunque e da chiunque. L'iniziativa consiste nella recita quotidiana del Rosario con una particolare intenzione. Oggi, 9 maggio, si prega per gli anziani, domani per le persone con disabilità, martedì per chi è in difficoltà economica e così via. Perché la Chiesa dedica un intero mese a Maria? La preghiera a Maria accompagna la Chiesa fin dalle sue origini. Una delle preghiere più antiche dei cristiani, sotto la tua protezione, o in latino sub tuum presidium, è proprio un'invocazione alla Vergine che i fedeli pregano fin dal III secolo. In tempi medievali, sovrani e vescovi hanno visto nel tempo primaverile una metafora della vita portata da Maria. Le fioriture e l'arrivo della bella stagione sono state assimilate alla rosa delle rose, la regina della vita. Il padre gesuita Annibale Dionisi, nel 1725, fu il primo a proporre la dedicazione di un intero mese a Maria, maggio appunto. Fu San Paolo VI, con l'enciclica Mense Maio del 1965, a ufficializzare la dedicazione del mese di maggio alla devozione mariana. Anche l'arcidiocesi di Udine ha accolto l'invito del Papa. L'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato ha consigliato a tutti i fedeli di tenere in borsa, in tasca, in auto, vicino al letto, in ogni famiglia una corona del rosario, da prendere in mano per pregare Maria, sapendo che ci si unisce a milioni di altri cristiani.
Nell'arcidiocesi di Udine ben 59 parrocchie su un totale di 374 sono dedicate a Maria, venerata con qualcuno dei suoi titoli di Assunta, Annunziata, Maggiore, Vergine del Rosario o del Carmine. E oltre alle parrocchie, anche i principali santuari della regione, cari al popolo friulano, sono dedicati alla Vergine. Barbana, Lussari, la Beata Vergine delle Grazie e Castelmonte. Panorama decisamente spettacolare nonostante le velature anche quest'oggi, e ci troviamo insieme a Padre Gianantonio. Siamo saliti nel frattempo vicino al nostro santuario. Allora, Padre Gianantonio, l'iniziativa della maratona di preghiera di Papa Francesco, che ha voluto anche per la liberazione dalla pandemia, ha coinvolto diversi santuari, 30 santuari di tutto il mondo, e nel nostro piccolo abbiamo il santuario più grande del nostro Friuli, che è proprio Castelmonte. Che cosa può trovare in questo mese particolare un pellegrino che viene qui fino qua sopra a Madonna di Monte? Credo che il pellegrino, quando viene a Castelmonte, cerca un luogo dove stare bene, dove sentirsi, vorrei dire, al sicuro, dove sentirsi accolto, e soprattutto trova un luogo dove sa di trovare una presenza, vorrei dire, impregnata di sacralità in tutte queste pietre che vediamo qui attorno, ma una presenza soprattutto legata alla Vergine Maria. I friulani, quando salgono a Castelmonte, dicono: ecco, qui sarò accolto, qui starò bene, qui troverò la mia madre, qui saprò avere le parole giuste per pregare, qui troverò consolazione. Insomma, chi sale a Castelmonte trova conforto, trova una presenza sicura, certa. Maria sarà al mio fianco mentre pregherò il Signore. Ma ci sono delle iniziative particolari per quanto riguarda questo mese mariano? Abbiamo pensato di continuare, diciamo, un percorso di preghiera tracciato da Papa Francesco. Allora, ogni sabato sera alle ore 18, dopo la Santa Messa delle 17, pregheremo il Santo Rosario meditato con calma, prolungato, ascoltando anche proprio la parola del Signore. E questa preghiera avrà anche la grazia di essere trasmessa da quest'anno anche in streaming, quindi coloro che non possono seguirci dal vivo lo potranno fare con devozione sicuramente da casa. E al tempo stesso anche assicuriamo che l'Eucaristia quotidiana può essere seguita da casa ogni giorno alle ore 17 e alla domenica alle ore 10. Ecco, a proposito di Santo Rosario, ti chiedo, ma è ancora una preghiera attuale, soprattutto se dovessimo pensare al mondo giovanile? Ecco, sembra sia una preghiera del passato, una preghiera per i vecchi. In realtà è una preghiera, io dico, accessibile a tutti. Accessibile perché è una preghiera strutturata nella maniera più semplice, quindi proprio tutti possono pregare il rosario, e soprattutto tutti possono predisporsi a fare che cosa? A contemplare i misteri del Signore. Questa, potremmo dire, cantilena continua, questa ripetizione delle stesse preghiere, ecco, possono veramente aiutare chiunque, anche i giovani, a stare in silenzio, che significa mettersi a contemplare i misteri di Gesù Cristo. Ecco, credo che in questi mesi, in questo anno di pandemia, sono venuti qui sopra sul monte della Madonna di Castelmonte tanti pellegrini, e voi avete anche un carisma, certamente qui come frati, che è quello dell'ascolto. Allora ti chiedo, quali sono secondo te i bisogni, le necessità, i desideri degli uomini e le donne friulani che salgono qui a Madonna di Monte? E chi sale qui, a mio avviso, cerca una finestra che si apre nella loro vita. Uso questa immagine, una finestra che si apre nella loro vita, e lo trova anche attraverso il contatto con noi frati, che ci sforziamo di essere accoglienti, di ascoltare non soltanto i peccati, ma anche i dolori, le amarezze che la vita può presentare. Al tempo stesso vorrei dire, anche a Castelmonte c'è la possibilità anche di raccontare delle profonde testimonianze di fede. Proprio pochi giorni fa un signore si è avvicinato a me e mi ha detto: padre, sono tornato a Castelmonte perché ero ammalato in ospedale con il Covid, ma ora mi ricordo che durante la malattia in ospedale ho visto una luce azzurra e ho pensato subito:
questa è la Madonna di Castelmonte, e io a Castelmonte voglio ritornare. E adesso, Padre, sono qui a ringraziare il Signore, a ringraziare la Vergine Maria. Ecco, per me questa è stata una delle tante testimonianze, quindi vorrei dire che se in questo tempo di pandemia i pellegrini sono rimasti anche lontani da Castelmonte, però devo ammettere che coloro che ritornano molto spesso adesso tornano per dire grazie, più che per chiedere grazie, per dire grazie al Signore di aver superato la malattia, e una malattia piuttosto anche severa. Ecco, a questo proposito, no, nel momento in cui parliamo di malattia, parliamo di sofferenze, parliamo di fatiche anche della vita, in che modo la preghiera può essere davvero d'aiuto, soprattutto quella mariana? La preghiera è esperienza di, io dico, nutrimento, ecco. E quando un cristiano prega è come se la linfa del Signore partisse da Lui e arrivasse a noi. E questa è l'esperienza della grazia che nella preghiera uno può veramente percepire. Allora potremmo dire così, come cristiani di preghiera dobbiamo vivere, di preghiera, di rapporto con il Signore siamo chiamati continuamente a vivere. Grazie davvero per la tua testimonianza, Padre Giannantonio, un caro saluto a te. Noi a questo punto ci fermiamo per un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo tra poco per continuare la nostra domenica con lo sguardo dell'anima. Bentornate e bentornati, care telespettatrici, cari telespettatori, a questa seconda parte dello Sguardo dell'Anima. La puntata di oggi ha per tema proprio la figura di Maria, la nostra mamma celeste, possiamo definirla così, e anche la nostra mamma in generale. Oggi è anche la festa della mamma, quindi rinnovando gli auguri a tutte le mamme, siamo qui a parlare di loro e di lei in particolare. Don Daniele, siamo entrati nella chiesa del santuario di Castelmonte. Chi è che ci accoglie qui nella chiesa, oltre ai frati che abbiamo ascoltato poco fa? Siamo un po' distanti appositamente perché abbiamo proprio alle spalle la statua della Madonna di Castelmonte, ed è davvero sempre un'emozione poter rientrare in questo santuario, e immagino che anche coloro che ci stanno guardando in questo momento hanno il cuore ricolmo di gioia nel poter intravedere la presenza di Maria che ci presenta Gesù. È un po' sempre così quando si entra in questo santuario, davvero è un'emozione straordinaria. C'è anche San Giuseppe accanto a Maria che ci accompagna in quest'anno particolare, dedicato tra l'altro anche alla famiglia da Papa Francesco, con anche San Giuseppe al centro della preghiera e dell'attenzione della Chiesa. San Giuseppe e Maria, Maria mamma, è proprio una mamma, ora è ospite dei nostri microfoni, una mamma che abbiamo ospite in video, è Silvia Bell, che ci racconta della sua esperienza di maternità, una maternità che lei definisce come un dono e che è ispirata proprio a una mamma particolare, colei che abbiamo alle nostre spalle. Oggi si celebra in tutto il mondo la festa della mamma. Anche le mamme hanno risentito pesantemente della pandemia, conciliando talvolta più dei padri la didattica a distanza dei figli e gli impegni di lavoro. Cosa dà a una mamma la forza di superare anche questo periodo? È stato un periodo che mi ha messo molto alla prova, perché già conciliare la figura di mamma con quella di donna lavoratrice impone una serie di equilibri non facili da mantenere. La didattica a distanza ha fatto emergere una figura di educatore che molto spesso tendiamo a delegare con molta facilità. Questo periodo l'ho superato grazie a quella forza che nasce in ogni madre nel momento in cui stringe per la prima volta fra le sue braccia il proprio figlio. Parlo della forza dell'amore materno, che non conosce limiti ed è in grado di superare qualsiasi difficoltà per il bene del proprio figlio. È un'energia inspiegabile che solo l'amore è in grado di generare, e per questo considero il dono della maternità il più grande dono che io abbia mai ricevuto. I cristiani guardano a Maria come a una madre celeste. Cosa vuol dire per una mamma affidarsi a sua volta a un'altra mamma così particolare? Potersi affidare significa per me sapere che le braccia di qualcuno sono sempre disponibili e aperte per noi
ad accoglierci in un abbraccio. Significa avere una fonte inesauribile di forza a nostra disposizione. Maria è la nostra Madre Celeste. È colei che ci ama di un amore ancora più grande di quello che noi madri nutriamo per i nostri figli. A lei faccio ricorso ogni qualvolta la vita mi pone dinanzi a degli ostacoli che mi sembrano quasi invalicabili. Mi rivolgo a lei soprattutto da 5 anni a questa parte, cioè da quando mia madre è salita in cielo. So che Maria è la madre della speranza, è colei che per prima ha creduto in Gesù, è colei che lo ha accolto nel suo grembo e che ha permesso a Gesù di diventare il Salvatore del mondo. Grazie Silvia per la tua testimonianza che ha parlato proprio anche della tua vita. E ora ne abbiamo un'altra di testimonianza da parte di Fabio Rizzi e Luca Piana, rappresentanti di una realtà della nostra arcidiocesi che è l'Unitalsi, da sempre molto vicina al mondo ecclesiale, in particolare alla figura di Maria. Don Daniele, ascoltiamo Fabio e Luca. Sì, nel frattempo io ti porterei giù in cripta, anche perché ci sono delle belle novità. Vieni con arrivo. me. Fabio Rizzi e Luca Piana. Ci spiegate che cos'è l'Unitalsi? L'Unitalsi è un'associazione di persone che vive la propria esperienza, il proprio carisma nel pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è di fatto il cuore della nostra proposta, il pellegrinaggio verso le mete mariane più importanti, che sono di fatto Lourdes e in Italia Loreto. L'Unitalsi è un'associazione nazionale che è radicata in tutto il territorio e in particolare appunto nella nostra arcidiocesi c'è l'associazione di Udine, che da parecchi anni ormai lavora e propone per tutti i pellegrini ammalati e volontari l'esperienza appunto del pellegrinaggio. Presente anche nel territorio dell'arcidiocesi di Udine, l'Unitalsi è legato a diversi luoghi in cui è centrale la figura di Maria. Che legame c'è tra la spiritualità dell'Unitalsi e la figura di Maria? Tra l'Unitalsi e la figura di Maria c'è un stretto legame, in quanto appunto l'Unitalsi nasce nei luoghi dove è apparsa Maria, come diceva Fabio prima, nasce a Lourdes per volontà proprio di una persona malata. E non solo a Lourdes, ma anche in Italia. Uno dei nostri pellegrinaggi, oltre a quello di Lourdes, è anche quello di Loreto. A Loreto c'è la Santa Casa all'interno della Basilica, dove Maria ha ricevuto l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, e quindi anche lì noi ci richiamo e accompagniamo gli ammalati in questi luoghi mariani. Loreto è probabilmente il santuario mariano più famoso e importante d'Italia. In questi pellegrinaggi dove si riscopre i veri valori, la vera preghiera assieme a queste persone in difficoltà. Non solo a Loreto, ma anche nel nostro piccolo a Castelmonte. Una delle nostre attività è il pellegrinaggio a Castelmonte il 25 aprile come attività interna, e anche l'8 settembre assieme al pellegrinaggio diocesano, assieme a tutta l'arcidiocesi, dove appunto prestiamo servizio, e anche lì accompagniamo le persone in difficoltà a vivere questo momento insieme di preghiera nei confronti verso la Madonna. A quali proposte sta lavorando l'Unitalsi per i prossimi mesi estivi? L'Unitalsi per quest'estate riparte proprio con i pellegrinaggi. L'idea e la proposta è, pandemia permettendo, di recarci a Loreto a fine luglio, in particolare dal 31 luglio al 3 agosto in pullman. Loreto è un pellegrinaggio particolarmente indicato per i giovani, e quindi veramente consigliamo questa esperienza per chi vuole mettersi a disposizione del prossimo durante i mesi estivi. Invece Lourdes, il cuore dell'esperienza Unitalsi, a Lourdes ci andremo dal 5 al 9 settembre in aereo. Ovviamente
queste date sono delle proposte, ovviamente dovremo valutare vedendo l'andamento della pandemia da Covid quello che effettivamente succederà. Sicuramente partiremo in sicurezza, sicuramente partiremo adempiendo a tutte le normative, a tutti i protocolli che saranno necessari per viaggiare tranquilli e goderci l'esperienza forte di fede che è proprio caratterizzante il nostro pellegrinaggio. Oltre alle persone disabili o anziane, l'Unitalsi si rivolge anche a chi desidera mettersi al loro servizio. Cosa può fare una persona che desidera dare una mano? Per dare una mano c'è sempre posto e c'è sempre lo spazio, nel senso che all'interno di un pellegrinaggio molteplici sono le mansioni che si può ricoprire, dal servizio al refettorio dove veramente si servono gli ammalati nel vero senso delle portate a tavola, ma anche si aiuta le persone più in difficoltà a mangiare, oppure nel servizio liturgico, come coro all'interno delle celebrazioni, oppure veramente al servizio alla persona, al servizio all'ammalato nella sua quotidianità e nella propria vita all'interno del pellegrinaggio, quindi anche all'interno delle camere, il cosiddetto servizio ai piani. Tutto questo chiaramente è fatto con la finalità e soprattutto con il servizio di stare accanto all'ammalato, soprattutto nei momenti di preghiera e nei momenti semplici. Una semplice spinta, una carrozzina può diventare veramente qualcosa di forte, un'esperienza molto forte, perché si scopre il valore di riuscire ad ascoltare chi magari purtroppo durante tutto l'anno non viene ascoltato perché magari è dimenticato in una casa di riposo, a volte succede. Lì invece si riscopre il momento di fermarsi, ascoltarsi e pregare insieme per una vita che magari sì ha delle difficoltà, ma in quei luoghi veramente appiana tutti in un servizio di servizio e ascolto e preghiera. Giovanni, hai visto dove ti ho portato? Ti ricordi quando eravamo bambini? Eh sì, venivamo a vedere il diavolo a Castelmonte, però è un diavolo sconfitto per fortuna, quindi ecco da San Michele. Siamo nella cripta del santuario di Castelmonte, l'abbiamo raggiunta in ascensore tra l'altro, una novità perché da poco è stato aperto anche un varco per chi non riesce insomma a deambulare, a camminare, quindi la cripta è veramente accessibile al 100%. E questo è un altro luogo speciale, a parte perché è attorniato da tutte le grazie ricevute qui alla Madonna di Castelmonte, ma anche perché ciascun fedele può lasciare la propria preghiera. Pensate che questo libro è iniziato soltanto nel settembre del 2020 e siamo già a metà librone, ma non solo, anche per poter accendere una candela e quindi lasciare la propria preghiera personale qui alla Madonna di Castelmonte. Siamo arrivati al termine di questa puntata, però Don Daniele, toglimi una curiosità, dov'è Anna? La nostra compagna di strada in queste puntate che anche oggi non ha potuto essere tra noi. Ma non ti preoccupare, la prossima settimana sicuramente sarà tra noi e quindi avremo la possibilità di riaverla in mezzo a noi e intanto le auguriamo una buona domenica anche a lei. Bene, siamo arrivati in conclusione, quindi tra poco avremo la Santa Messa come di consueto. Noi vi vogliamo augurare una buona domenica, ancora tanti auguri a tutte le mamme. Auguri alle mamme, buona domenica e i frati vi aspettano a Castelmonte.